Amici dell'Hockey Pista, ben trovati e pronti a incrociare bastoni e colpire palle per vincere. Quest'oggi l'Hockey Roller Hockey Scandiano ospita, la capolista ospita in casa il Seregno Hockey, tutto pronto qui al Palla Regnani di Scandiano, Reggio Emilia, prontissime le formazioni sia di casa che ospite che sono al centro della pista, pronti anche noi qui con Salvo Fratello che vi accompagnerà in questo pomeriggio di sport, come lo staff della Roller Hockey Scandiano, ad affiancarmi sul canale YouTube dell'Hockey Federazione Italiana Sport Rotellistici per questa sfida tra la prima e la quarta del girone A della serie A2 di Hockey Pista. Andiamo a leggere quelle che sono i due quintetti che si sfideranno agli ordini del signor Giacomo Vischio, arbitro di questa gara. Lo Scandiano di coach Alessandro Cupisti va in campo con Vecchi tra i pali, Cinquini, Barbieri, Roca e Ganassi. Il Seregno invece di coach Luca Giaroni con Dimone tra i pali, Cirino Diaz, Tremolada, Fiazza e Tessaroli. Squadre che, come detto, affrontano e si affrontano in uno scontro di alta classifica. Il Roller Hockey che prova a cercare di confermarsi ancora in casa, dove ha trovato finora 2 vittorie in 2 gare, la prima all'esordio nella seconda giornata contro Sandrigo, la seconda nella scorsa impegno casalingo contro l'Amatori Modena 8-4, e poi la vittoria in trasferta sul campo del Bassano per 2-3 che ha portato ovviamente la formazione reggiana prima in classifica nel girone A. Seregno che invece arriva da un pari interno contro la simbolo Amatori Modena, è arrivato la scorsa settimana un pari interno 1-1 che comunque permette al Seregno di rimanere nelle zone alte della classifica. 8 i punti conquistati finora dai lombardi che hanno finora racimolato 2 vittorie, 2 pari e una sola sconfitta, quella che è arrivata contro l'Azzurra Novara, squadra che insegue la Roller Hockey Scandiano in graduatoria. Tutto pronto ovviamente, quindi tra pochissimo si partirà con i primi 25 minuti del match. Le squadre sono entrambe in pista, vi abbiamo anche già letto quelli che sono i due quintetti che si sfideranno agli ordini del signor Giacomo Vischio, che è arbitro di questa gara. Andiamo anche a leggere quelle che sono le formazioni al completo. La Roller Hockey Scandiano con Vecchi, Raveggi, Barbieri, Busani, Fontanesi, Cinquini, Roca, Deinite, che tra l'altro è stato al quale è stata annullata la squalifica di 6 mesi che era stata combinata dopo uno degli scorsi match. Ieri proprio è arrivata la notizia, Deinite è qui ed è a disposizione di coach Cupisti, Busani e Ganassi. Dall'altro lato Seregno con Alberio, Chirino, Febbo, Fiazza, Giordano, Tessarolo, Trabattoni, Marco Tremolada, Dimone e Reggio. Abbiamo anche letto quelli che sono i quintetti che si sfideranno agli ordini del signor Giacomo Vischio. Adesso la Roller Hockey ha già guadagnato la propria metà della pista. Sarà Seregno con Riccardo Tessarolo a dare il via alla sfida valida per la 6ª giornata del campionato di Serie A2. Tessarolo che parte, è cominciata. Roller Hockey Scandiano, Seregno Hockey con il Seregno che attacca e prova subito la conclusione con Fiazza respinta da Vecchi. Si è proposto subito davanti Seregno, Fiazza, poi da Tessarolo che entra nella metà pista avversario, costretto a fermarsi dalla pressione di Cinquini. Fiazza prova a giocare di sponda, palla già recuperata dalla Roller Hockey con Ganassi. Roca, Barbieri riceve Cinquini, 31 secondi per chiudere l'azione per la Roller Hockey. Roca prova ad andare, poi respinge la retroguardia e Tessarolo prova a uscire con la palla di sponda verso Marco Tremolada, fermato dalla buona chiusura di Barbieri. Va ad appoggiarsi a Ganassi. Adesso deve uscire dalla propria metà pista Scandiano. Roca costretto a fermarsi, torna indietro da Ganassi, ancora Roca, possesso prolungato, 23 secondi per la Roller Hockey che conclude, ferma tutto
del direttore di gara. Palla possesso recuperato da Seregno. Chirino Diaz supera la linea mediana, poi servire Tessarolo che prova ad aggirare un avversario, resta lì la palla e la va a recuperare la roller hockey. Sponda, qui non ci può arrivare Cinquini, allora va a interferire Ganassi che è andato a recuperare palla dietro la porta difesa da Dimone. Adesso si ferma, ragiona. 29 secondi per chiudere l'azione, ricordiamo sono 45 secondi per azione offensiva. Barbieri prova a concludere, fuori, non inquadra lo specchio, allora potrà ripartire Seregno con Chirino Diaz. Seguito ancora Diaz, prova ad entrare nell'area di Scandiano, possesso però recuperato dalla formazione reggiana. Ripartirà a Cinquini, Soroka, Cinquini è andato anche in rete nella vittoria per 2-3 contro la Diadema Roller Bassano nell'ultima giornata, decisiva in quell'occasione la rete di Barbieri. Attacca adesso la roller hockey con Roca che aggira la porta di Dimone, poi costretto a fermarsi, scambio con Ganassi, ancora dietro la porta, poi si torna indietro da Cinquini. 14 secondi per chiudere l'azione per Scandiano. Roca prova a portarsela avanti, a concludere alzando la palla, non riesce. 6 secondi, Cinquini li chiama ovviamente Vecchi, la conclusione vicinissimo al vantaggio la roller hockey. Allora si gioca per recuperare il possesso, lo prende e lo guadagna Seregno già dall'altro lato con Tessarolo, fermato in un primo momento da Ganassi, poi c'è il fischio, tocco in area, ovviamente con una parte del corpo, ricordiamo si può colpire con tutte le parti del corpo tranne che con le mani. Escluso in area, attacca intanto con tremolada Seregno, la respinta di Vecchi. Allora Ganassi supera la metà della pista, a servire Roca, riceve adesso, prova a concludere, fermato da Fiazza, poi si lotta per il possesso, alla meglio Tessarolo, va ad appoggiarsi a Fiazza che prova la conclusione, resta lì la palla, riesce in qualche modo a sbrogliare la matassa alla roller hockey e adesso attacca dall'altro lato con Ganassi che però prova a recuperarla. Ganassi verso Cinquini che liscia da pochi passi, prova adesso la conclusione Seregno, la respinta di Vecchi che si salva sul tentativo di Chirino Diaz. Deve uscire adesso la roller hockey, ancora 4 secondi per uscire dalla propria metà campo. Roca, Cinquini, Roca, schierata in difesa Seregno, Ganassi verso Cinquini, può pensare alla conclusione, si libera con un po' di spazio, non conclude. Barbieri, ancora roller hockey con un possesso prolungato, 16 secondi sul cronometro per chiudere questa azione per la roller hockey. Cinquini prova a servire Ganassi, azione che termina e quindi cronometro che riparte con Seregno in possesso. 20 e 20 da giocare ancora in questa prima frazione, 0-0 tra Scandiano e Seregno. Fischio, non è uscita entro i 10 secondi dalla propria metà campo, metà pista Seregno, e allora si riparte con il possesso in favore della roller hockey. Ganassi aggira la porta di Dimone, perde però qui il possesso sulla buona pressione di Tremolada, quasi un 3 contro 2 per Seregno e qui deve sfruttare, invece non riesce questo contropiede. Roca gestire la palla, prova ad andare via, chiuso, qui ha chiesto forse troppo a se stesso Alejandro Roca. Tessarolo perde il possesso e allora c'è un rapido ribaltamento di fronte con Roca che entra nella metà della pista di Seregno, poi si ferma
va all'indietro. Lo scambio tra Barbieri e Ganassi. Roca, Deinite che intanto ha fatto il proprio ingresso sulla pista al posto di Cinquini, mette in mezzo, la conclusione ravvicinata di Ganassi, fermato da Dimone. Adesso può distendersi Seregno con la conclusione di Fiazza che però non inquadra. Lo specchio della porta difesa da Vecchi e allora si ripartirà con il possesso perché c'è stata una deviazione in favore di Seregno. 39 secondi per chiudere la propria azione offensiva per i lombardi. Tessarolo, Tremolada ancora verso Tessarolo, non riesce a concludere, quasi una finta. C'è però infrazione, allora si passa con il possesso per Scandiano che conclude con Deinite, palla che resta lì. Chiede di fermarsi un attimo Dimone, probabilmente ha preso un colpo. A ripulire il casco. 19 e 5 secondi, anzi 4 secondi da giocare in questa prima frazione, sempre 0-0 tra Roller Hockey Scandiano e Seregno. Gara che finora ha regalato diverse emozioni, è andata vicino alla rete Scandiano, siccome anche Seregno che adesso attacca con Cirino Diaz, prova ad andare via, poi serve Fiazza, fermato, anzi Tremolada fermato da Vecchi con un grande intervento. Deinite, Barbieri, c'è Ganassi ma torna da Deinite Barbieri, poi si parte da Roca, Deinite a gestire la palla, poi va a servire Ganassi che però la lascia lì e allora recupera Tessarolo. Può ribaltare il fronte velocemente Seregno con Tessarolo che conclude, respinta di Ganassi. Cerca con la sponda Tremolada che va all'indietro da Fiazza. Avanza il numero 3, aggira la porta di Vecchi, poi è costretto a fermarsi dall'ottima copertura di Ganassi. Tessarolo prova la conclusione dalla distanza, non inquadra lo specchio e allora Scandiano può ripartire con calma. La formazione padrona di casa, entra dalla panchina Busani che ha sostituito Ganassi proprio lì a ricevere la sua prima palla scambio con Deinite, poi la conclusione e passa in vantaggio con Lorenzo Barbieri. Scandiano 1-0 quando sono 17:47 da giocare in questa prima frazione. Lorenzo Barbieri aveva deciso la gara con la diadema Roller Bassano e per ora con questa rete sta decidendo, ovviamente ancora lunghissima, la sfida tra Roller Hockey e Seregno. Fiazza attacca subito Seregno con Fiazza che conclude, non inquadra lo specchio, palla che rimane all'interno della pista e Roca può andarla a recuperare. Riceve Busani all'indietro da Barbieri, autore della rete di poco fa. Deinite, Busani verso Deinite, stava per chiudere un triangolo interessante, attacca con Tessarolo Seregno, Roca ferma, un'azione promettente per la formazione lombarda. Allora Roca a gestire con Scandiano che attacca con Deinite, conclusione, respinta, palla che rientra tra l'altro in pista. Allora buon gioco Seregno qui, gran rubata da parte di Scandiano al centro per Deinite che non riesce a concludere, forse anche stoppato quasi da Cirino Diaz, e allora attacca con Tremolada Seregno, su di lui Barbieri, poi Roca a recuperare palla, attacca Scandiano, qui è bravo Tessarolo a leggere il tentativo di Roca. Tessarolo prova ad andare via, fermato da Barbieri, grande intervento anche questo. Roca ribalta il fronte Scandiano, attacca con Deinite in mezzo, sfiora Busani anche che se chiedeva un intervento falloso.
c'è un primo richiamo da parte del direttore di gara per Busani e c'è anche un primo time out, anzi sì, c'è il primo time out chiamato da Seregno quando siamo sull'1-0 in favore della Roller Hockey Scandiano, che come detto è passata in vantaggio grazie a Barbieri. Stanno giocando a viso aperto le due formazioni. Roller Hockey che sta dimostrando tutto il suo potenziale offensivo, ha avuto diverse opportunità, sfiorando anche il raddoppio subito dopo la prima rete. Invece Seregno partito bene, squadra che sta dimostrando di non avere paura delle grandi, se la sta giocando a viso aperto anche quest'oggi. Intanto si rientra in pista, tutto pronto dopo il time out chiamato da Seregno. 1-0 invece il conteggio dei falli, con Scandiano che ha commesso la prima infrazione qualche minuto fa. E si riparte con Seregno che riparte dal possesso con Cirino Diaz, prova ad andare via a Roca, conclude Cirino Diaz, altra respinta da parte di Vecchi, sempre attento l'estremo difensore della Roller Hockey Cinquini con la sponda che invece favorisce poi Deinite, prova a girarsi, quasi fermato da Tremolata che qui fa anche una buona copertura. Busani prova la conclusione, cerca di intromettersi Cinquini che quasi per poco non fa Cimone, poi qui la conclusione di Cinquini che non inquadra lo specchio, si arrabbia Dimone. Seregno attacca, Cirino Diaz all'indietro, Tremolada, scambio con Cirino Diaz, tra l'altro è entrato Febbo nella formazione ospite, riceve adesso proprio il numero 36 e vice capitano Cirino Diaz. Febbo si lotta con Scandiano che era quasi posizionata in linea difensivamente, intanto lo scambio mancato, qui non riescono a dialogare. 5 secondi per chiudere l'azione offensiva, risolve però la Roller Hockey che va a recuperare il possesso con Rocca. Scambio con Deinite, ora Rocca, esce quasi allo scadere dei 10 secondi dalla propria metà campo, qui sbagliano però Deinite e Rocca, allora Febbo può attaccare, conclude, la stoppa quasi con il pattino Deinite che poi qui si trova davanti alla porta di Dimone, adesso è alle spalle, prova ad aggirare, serve però Febbo, attacca Seregno, 2 contro 2, poi rientra la Roller Hockey, c'è un contatto. C'è anche un fallo con il primo time out chiamato da coach Cupisti per la Roller Hockey. 2-0 il conteggio dei falli con Scandiano che ne ha commessi già un paio e poco più di 14 minuti da giocare ancora in questa prima frazione, sempre 1-0 in favore della Roller Hockey. Sta giocando tra l'altro anche sugli altri campi, se avremo modo andremo anche a vedere quelle che sono al momento le gare che si giocano in questa Serie A2 in questo sabato. Intanto si rientra in pista, possesso che dovrebbe essere di Seregno, così è. Febbo, Cirino Diaz, Fiazza, Tremolada, Dimone, questo è il quintetto di Seregno, Cinquini, Ganassi, Busani, Roca e Vecchi, questo è il quintetto di Scandiano. Riparte Seregno, riceve Tremolada, qui ferma subito l'azione di Seregno Scandiano e Cinquini alla ricerca di Ganassi che è dietro la porta difesa da Dimone. Ganassi rientra nella propria metà della pista con Roca che cerca Busani, prova a liberarsi, la respinta
di Dimone, poi si lotta con Febbo che recupera una gran palla. Febbo, giocata e poi conclusione che però non inquadra lo specchio. Cinquini, Febbo qui va a intromettersi sulla linea di passaggio e torna da Fiazza. Buon ingresso quello di Edoardo Febbo nella formazione di Seregno. Va giù Ganassi e c'è il fischio. Primo fallo per Seregno, a subirlo è stato Gioele Ganassi, a commetterlo è stato Mauro Fiazza, che tra l'altro ha anche rimediato un colpo nell'occasione. Possesso per la Roller Hockey Scandiano, che ha trovato la 24esima rete del proprio torneo, primo attacco del girone A. La Roller Hockey affronta quella che è la quinta difesa del girone A. Intanto altro fallo subito da Roca, commesso da Fiazza. Chiedevano forse qualcosa in più oltre al semplice fallo dalla tribuna, ma c'è una punizione in diretta. Roca e Busani che scambiano. Busani se la porta, poi conclude, esce e rientra la pallina e può ripartire Seregno con Cirino Diaz. Fiazza se la porta, fallo commesso da Tremolada. Si è ribaltato velocemente il conteggio dei falli, 3 adesso quelli commessi da Seregno. Ganassi si gira, 36 secondi per chiudere l'azione, qui perde il possesso, recuperato da Seregno. 13 e 9 secondi da giocare in questa prima frazione. 1-0 in favore della Roller Hockey. Attacca Seregno con Cirino Diaz verso Fiazza, lo scambio con Febbo, ancora Cirino Diaz, pensa alla conclusione, intanto va giù Tremolada, poi Scandiano recupera. Cinquini si allarga, si avvicina alla porta di Dimone, va giù, non c'è niente. Possesso recuperato da Seregno. Marco Tremolada. Fiazza conclude, spinge Vecchi che poi allontana prontamente perché la difesa di Scandiano non era pronta sul recupero. Adesso però attacca Scandiano con Busani verso Cinquini, non gli riesce il primo suggerimento e può ripartire in contropiede. Seregno che ribalta il fronte e trova l'1 pari con Fiazza, quarta rete del proprio torneo, e c'è l'1-1 con 12:23 da giocare sul cronometro. Ha segnato Mauro Fiazza, era andato in rete anche nell'1-1 contro la Simbolo Amatori Modena. Roca attacca subito Scandiano che adesso deve provare a rispondere. Cinquini prova ad aggirare, si libera per la conclusione, resta lì la palla, in qualche modo prova a uscirne Alberio, capitano della formazione ospite, che è entrato qualche istante fa. Cirino Diaz prova a liberarsi per la conclusione, Vecchi respinge Roca e riparte Scandiano. Ganassi, Busani in mezzo per Ganassi, non era facile qui concludere. Alberio ribalta il fronte velocemente, prova a servire Cirino Diaz, non preciso questo suggerimento del capitano di Seregno, che poi va a lottare con Cinquini. Possesso che però è recuperato da Scandiano con Cinquini che aveva perso il bastone nell'occasione, ma nell'incrocio con due avversari. Intanto Roca portare palla verso Cinquini. Ganassi cerca e trova Busani. Adesso Scandiano con una manovra avvolgente. Cinquini, Roca, Cinquini ancora, Ganassi deve evitare un avversario, ci riesce. Cirino qui aveva provato lo scippo ai danni di Ganassi, ma è stato bravo il numero 11 di Scandiano, che prova ad aggirare la porta di Dimone, poi riesce a uscirne, anzi ancora no, ma
comunque recupera il possesso con Cirino Diaz e c'è anche il fallo, quarto. Febbo, anzi Fiazza, che va a gestire. Tremolada. Febbo riceve in questo momento, poi va da Fiazza, autore della rete dell'1-1. Fiazza si libera per la conclusione, finta. Poi va da Tremolada, c'è un fischio, un contatto all'interno dell'area. Vengono richiamati sia Febbo che Roca, anzi è Roca, primo richiamo per lui. Allora tanto esce Roca, entra Denite, punizione in diretta per Seregno. Febbo a cercare Fiazza, evita il ritorno di Ganassi. Fiazza alle spalle della porta difesa da Vecchi. Tremolada, Febbo qui perde un brutto pallone, una brutta palla Seregno. Ganassi, Denite conclude la respinta di Dimone e allora Seregno può andare dall'altro lato con Fiazza. A conclusione non inquadra lo specchio per pochissimo, poi si lotta dietro la porta di Vecchi, alla meglio Denite alla ricerca di Busani e qui incespica nel possesso e recupera Alberio. Poi Fiazza deve ribaltare Seregno, che deve uscire dalla propria metà della pista, lo fa con Fiazza. Tremolada cerca di aggirare la copertura di Ganassi, poi si va da Fiazza, scambio con Febbo. Tremolada, Fiazza, ancora possesso Seregno, prolungato, 20 secondi per chiudere questa azione offensiva. Tremolada verso Alberio che non ci arriva ma comunque tiene il possesso, poi qui è bravo Busani a recuperarla e Ganassi a uscire. Denite dentro per Ganassi, fermato dall'ottimo intervento di Alberio che adesso sta salendo di colpi. Attacca con Fiazza, Seregno dentro per Febbo che non riesce a deviare. Ancora possesso Seregno, si torna dal capitano Alberio, sponda però mal riuscita e allora a gioco facile qui Scandiano. 8:53 da giocare in questa prima frazione, 1-1 tra la Roller Hockey Scandiano e il Seregno Hockey. Denite verso Ganassi, poi si torna dai Cinquini, deve velocizzare Scandiano. Cinquini prova ad aggirare Fiazza e qui gli va a sporcare il possesso. Ancora Cinquini inseguito dal numero 3 Ganassi dietro la porta di Dimone, prova a beffare con una conclusione il numero 10 estremo difensore ospite, poi la palla in mezzo allontana la retroguardia. Tremolada, cambio veloce di gioco, poi Tremolada fermato dall'ottimo intervento di Vecchi. Si va dall'altro lato con Denite, fermato dall'ottimo intervento di Fiazza che però perde una palla sanguinosa. Busani deve decidere cosa fare e va da Cinquini. 36-35 da giocare, 35 secondi in questa azione offensiva per Scandiano. Denite evita un avversario però non gli riesce la conclusione e c'è time out, un altro chiamato da Scandiano. 7:52 sul cronometro in questa prima frazione, 1-1 tra Scandiano e Seregno. È andato in vantaggio Scandiano, lo ricordiamo, con Barbieri. La risposta da parte di Mauro Fiazza che ha trovato l'1-1 qualche istante fa. Seregno che sta giocando una partita abbastanza attenta. Dall'altro lato Scandiano che in queste ultime fasi di gioco sembra avere un po' spento la propria verve offensiva. Ha avuto diverse opportunità in avvio, si riportano in pista i quintetti. Vecchi, Denite, Fontanesi che fa sul primo ingresso nel match, Cinquini e Barbieri. Una punizione in diretta in favore di Scandiano.
Potrà provare la conclusione dei Nite. Dei Nite chiude e respinge la barriera di Seregno. Fontanesi verso Cinquini. Cinquini con la palla, si torna all'indietro da Barbieri. Dei Nite, adesso manovra avvolgente di Scandiano che cerca di liberarsi per la conclusione. Fontanesi prova a evitare Alberio. Si torna ancora indietro, 23 secondi per chiudere l'azione offensiva per Scandiano. Attacca con Dei Nite verso Fontanesi, all'indietro per Barbieri, prova a concludere, la palla che rimane lì, rimpallo, 10 secondi, 9, Cinquini avanza verso Fontanesi, 4 secondi, deve tirare assolutamente Scandiano, riesce Dei Nite anche se arriva il suono della sirena. Seregno ha già recuperato però il possesso con Febbo verso Tremolada, che ha chiuso bene la formazione brianzola, che non ha concesso una conclusione facile a Scandiano. Attacca Seregno, la respinta, Cinquini prova a ribaltare velocemente il fronte dall'altro lato della pista, si ferma tallonato da Tremolada, lotta in mezzo, incrociano i bastoni i due, poi palla rimessa in mezzo, a gioco facile Febbo prova a ribaltare il gioco, Cirino Diaz che intanto è rientrato, Tremolada, Febbo, Alberio, Seregno che ha 27 secondi per chiudere questa azione. Febbo prova a liberarsi per la conclusione, conclude adesso, lo fa, poi c'è il tocco di mano probabilmente di Fontanesi e in effetti è così, c'è rigore per Seregno. Se ne erano accorti subito gli ospiti e allora sarà Marco Tremolada, anzi no, Trabattoni, che è entrato adesso, Giorgio Trabattoni, che avrà l'occasione per portare in vantaggio Seregno. Trabattoni contro Vecchi. È stato Fontanesi che cadendo probabilmente va toccato con la mano. Trabattoni contro Vecchi. Trabattoni, la respinta, grande respinta di Vecchi, palla che tocca il sostegno superiore del Palaregnani, poi va a commettere fallo Cinquini, quinto della formazione scandianese. E allora Seregno resta in zona d'attacco, ha fallito però la grande occasione con Trabattoni, che adesso mette in gioco. Tremolada prova a liberarsi per concludere, poi però riesce a uscire Scandiano con Dei Nite verso Cinquini, Cinquini verso Dei Nite che non riesce a concludere. Chiedevano forse un intervento falloso ai danni di Dei Nite, che però non c'è per quanto ravvisato dal direttore di gara. Time out, Seregno con 5:45 da giocare. Sempre 1-1, Seregno ha mancato la grande opportunità di trovare il vantaggio qualche minuto fa con il rigore concesso per un tocco di mano di Fontanesi, che era caduto in area sulla conclusione di Tremolada. È entrato apposta per concludere sul tiro di rigore Trabattoni. È stato bravo Vecchi, tra l'altro con respinta che è andata a toccare il sostegno superiore del Palaregnani, quindi Scandiano. Pronti a rientrare in campo, si sta giocando anche il derby tra Simbola Amatori Modena e Correggio a Montale. 1-1 era il risultato fino a qualche istante fa. Quindi stesso risultato che c'è qui alla Palaregnani con 5:45 da giocare e possesso conteso tra Dei Nite e Cirino Diaz.
prova a recuperarla Scandiano, arriva prima di tutti Trabattoni che mette tutti d'accordo e adesso può gestire il possesso per Seregno, deve però allontanare praticamente la palla dalla propria metà della pista perché restavano per scadere 10 secondi. Cinquini, dall'altro lato Cinquini conclude, palla vicinissima allo specchio della porta difesa da Dimone. Tremolada, Fiazza, Cirino Diaz prova a liberarsi per la conclusione, deviata da Cinquini con il pattino. Si va dall'altro lato, De Nite verso Fontanesi che aggira l'area di Seregno, fa un altro giro, va a servire Cinquini e deve ripartire da dietro a Scandiano. Si chiude sempre molto bene Seregno che qui va a recuperare il possesso con Trabattoni che cerca Fiazza, bravissimo qui De Nite a chiudere una situazione molto pericolosa per Scandiano. De Nite, non c'è contatto, poi scivola Trabattoni e perde il possesso Seregno. 4:41 da giocare in questa prima frazione, 1-1. Lo ricordiamo a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto solo adesso. 1-1 tra Scandiano e Seregno, finora decidono le reti di Barbieri per Scandiano e Fiazza per Seregno in questa sesta giornata. Campionato di Serie A2, girone A. Attacca Scandiano, lo scambio tra Barbieri e Fontanesi, anzi Busani. Recupera Seregno, Fiazza all'indietro per Tremolada. Cercare Trabattoni, Fiazza prova ad aggirare, qui la difesa di Scandiano sembrava poter recuperare il possesso. Fiazza cerca di servire Trabattoni, poi palla che arriva direttamente dalle parti di Dimone che l'allontana e allora Cinquini gioca di sponda e va verso Barbieri. De Nite controlla con il bastone, Cinquini supera la linea di metà della pista, Busani conclude, tenuta lì da Dimone, poi rischia qualcosa qui Fiazza, va giù Cinquini, fallo però l'ha commesso lui ai danni di Fiazza che resta giù, ha preso un colpo alla spalla. 3:49 e allora si ferma di nuovo il gioco, si rialza Fiazza, però lascia la pista a Febbo e lo sostituisce. Adesso dovrebbe essere Seregno a rimettere in gioco la palla. È entrato anche Giordano tra le fila ospiti, non l'avevamo visto finora. Andrea Giordano. Cirino Diaz dall'altro lato della pista, respinta la conclusione. È stato un chiarimento con Barbieri. Possesso resta a Seregno. C'è stata una deviazione Febbo, scambio con Giordano. Febbo riceve dopo la sponda alle spalle della porta di Vecchi. Adesso Cirino Diaz costretto a indietreggiare, 27 secondi per chiudere questa azione offensiva. Tremolada, Cirino Diaz prova a liberarsi per la conclusione, poi si ferma. Tremolada, controllo, prova ad andare via a Busani, in mezzo, anzi no, perché la difesa di Barbieri è attenta, ma Giordano ha recuperato 6 secondi per chiudere l'azione per Seregno. Ci prova da lontanissimo Cirino Diaz. Palla che è uscita e possesso che viene rimesso in gioco da Scandiano. Busani verso De Nite, Barbieri, la conclusione deviata da Febbo. Qui però va subito in pressione Barbieri, esce però Seregno. Febbo ribalta il fronte, Febbo costretto
indietreggiare. Cerca Giordano che va giù travolgendo quasi Roca, e allora va dall'altro lato Scandiano che qui perde un brutto possesso, però Cirino Diaz, e qui esagera forse con l'altruismo perché aveva lasciato lì palla a Tremolada e Scandiano stava per recuperarla. Ancora perde un brutto pallone Seregno, prova Barbieri, la respinta di Dimone, qui poteva e doveva capitalizzare Scandiano, esce una gran giocata Cirino Diaz che va dall'altro lato, sfiora la porta difesa da Vecchi e adesso si ribalta velocemente il fronte quando mancano 2 minuti e 5 secondi in questa prima frazione, sempre 1-1 tra Scandiano e Seregno. C'è il fischio, non è uscita la roller hockey entro i 10 secondi previsti dalla propria metà campo, aveva rallentato un po' l'azione in effetti dei Nite. E allora possesso Seregno, Giordano che riceve verso Febbo, ancora per Giordano, lo scambio, Febbo, una giocata in mezzo alle gambe, poi prova a liberarsi per la conclusione, chiude benissimo la roller hockey. Cirino Diaz, Tremolada, adesso Seregno deve provare a velocizzare per scombinare un po' le carte per la difesa di Scandiano, che qui recupera con una gran giocata di Barbieri dei Nite, ribalta il fronte, può pensare alla conclusione e lascia anche lì il bastone, proprio lui, Davide dei Nite, che trova l'8ª rete e va a ringraziare il pubblico scandianese. 1:19 da giocare, grande festa per dei Nite. Lo ricordiamo, gli è stata cancellata dopo il ricorso di Scandiano la squalifica, inizialmente squalifica di 6 mesi per Davide dei Nite, che oggi però è a disposizione di coach cupisti e adesso ha portato in vantaggio la roller hockey. Tremolada, qui infrazione commessa dal 33 che viene anche richiamato, non va tanto per il sottile qui il direttore di gara Vischio. Va a segnalare il primo richiamo anche per Marco Tremolada. Dei Nite, 1:08 da giocare, 1 minuto e 8 secondi in questa prima frazione. Ancora a cercare dei Nite Busani, attacca Scandiano con dei Nite che prova ad andare in mezzo a 2, poi recupera una buona palla, ancora dei Nite a lottare, recupera un gran possesso, poi va giù. Fallo commesso da Giordano quando mancano i 51 secondi e 7 decimi alla fine di questa prima frazione al Palaregnani. De Nite, Barbieri, ancora Barbieri, a servire Busani, 32 secondi per chiudere l'azione per Scandiano. De Nite, Scandiano che può provare anche a giocare un po' con il cronometro visto che c'è una discrepanza di 8 secondi, quindi può giocare con calma, formazione padrona di casa. Busani ha scambiato con Rocca, poi Barbieri ha l'intenzione di giocare tutti i secondi a disposizione, poi De Nite però per una conclusione dalla distanza. Allora 8 secondi per chiudere questa prima frazione per Seregno che deve ribaltare velocemente il fronte, si scontrano Febbo che poi conclude da lontano. Finisce qui la prima frazione di roller hockey Scandiano Seregno hockey al Palaregnani di Scandiano. Dopo questo primo tempo è 2-1 in favore della formazione reggiana, e andiamo anche a fare un breve recap di quello che è successo in questa prima frazione. Scandiano che è andato in vantaggio con la rete di Lorenzo Barbieri, quinta rete della propria stagione per il numero 29 di Scandiano, e poi l'1-1 di Mauro Fiazza che ha riportato sul pari Seregno, e poi nel finale
la rete di Davide Denite che ha trovato la 7ª marcatura stagionale, ricordiamolo, doveva non esserci quest'oggi, invece ieri il ricorso ha liberato dalla squalifica il numero 7 di Scandiano, che oggi è a disposizione di coach Cupisti ed è andato anche in rete. Intanto, mentre Matteo Vecchi lascia, ed è l'ultimo a lasciare la pista per questa prima frazione di Roller Hockey Scandiano Seregno Hockey, è tutto, ci fermiamo un attimo e poi torniamo per il secondo tempo qui dal Pala Regnani di Scandiano. A dopo!
Amici appassionati dell'hockey pista, rientriamo dal Palaregnani di Scandiano per la seconda frazione della sfida tra roller hockey Scandiano e Seregno Hockey, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A2 di hockey pista 2023-2024, girone A. La prima in classifica, la roller hockey Scandiano, affronta la quarta della classe, la Seregno Hockey, in quello che è un match d'alta classifica, con Scandiano che cerca la terza vittoria su 3 gare giocate in casa, e invece Seregno che prova a mantenere la sua imbattibilità esterna, finora 2 vittorie in 2 trasferte, a Breganze e a Sandrigo. Quelli che sono i quintetti che cominceranno questa seconda frazione: Cinquini, Deinite, Rocca, Barbieri, Vecchi per Scandiano, Febbo, Cirino Diaz, Fiazza, Giordano e Dimone per Seregno, con Scandiano che dà il via a questa ripresa. Buon hockey su pista sul canale YouTube di Hockey Fisr, con Barbieri, va a servire Rocca, subito Scandiano a creare il primo possesso offensivo. Rocca, Deinite, Barbieri, avanza, 13 secondi per chiudere l'azione offensiva per Scandiano che deve velocizzare. Deinite conclude e l'ha segnata ancora lui, Davide Deinite. 3-1. Anzi no, rete assegnata a Cinquini, e quindi anche lui a quota 7 reti. 3-1 per Scandiano. Deinite a gestire la palla, all'indietro per Rocca. Deinite prova la conclusione, murato dall'ottimo intervento di Cirino Diaz. Giordano, la respinta di Cinquini, prova ancora a tenere il possesso Giordano, 35 secondi da giocare in attacco per Seregno. Cirino verso Fiazza che è rientrato, Febbo, ancora Fiazza, Giordano aggira un avversario, poi pensa per un momento alla conclusione, non conclude e torna da Fiazza. 13 secondi per chiudere l'azione per Seregno, con Febbo che aggira la porta difesa da Dimone. Ora la conclusione, respinge Vecchi, poi va giù Febbo, non c'è nulla, il possesso passa a Scandiano. Qui è stato bravo Vecchi. Ricordiamo anche il conteggio dei falli: 6-4, 6 commessi, quelli commessi da Scandiano, 4 quelli commessi da Seregno. Rocca verso Deinite per Cinquini, lascia lì la palla, non riesce a concludere, e allora ribalta il fronte con Giordano Seregno. Poi Fiazza a ricevere, Cirino Diaz la lascia lì, Fiazza la prende proprio il numero 4 che prova ad avanzare, aggira la porta difesa da Vecchi, poi torna da Fiazza. Giordano all'indietro per Fiazza, conclude, respinta, e Vecchi che gestisce per poi servire Deinite, che ha abbastanza messo una svolta a Scandiano qui. Giocata di Deinite che tiene giù una palla che stava per uscire. Rocca prova ad andare via verso Cinquini che manca l'appuntamento con la rete, e allora Giordano ribalta il fronte con Fiazza che la tiene lì, si ferma. Febbo, 21:59 da giocare in questa ripresa. Febbo, Fiazza, scambio con il numero 36, ancora Fiazza,
Fermato da Rocca, che adesso può ribaltare. C'è anche Cinquini. Rocca, la respinta da parte di Dimone. Poi il palo e poi la rete. Ha segnato Cirino Diaz. 3-2. Seregno trova il 3-2 con Mattias Cirino Diaz. Ha trovato una bella rete. Sembrava non essere stato favorito dalla prima conclusione. E allora può ripartire con Barbieri, che mette al centro per De Nite. Fermato ancora Cirino Diaz a recuperare per Fiazza. Si ferma Febbo. Giordano sbaglia qui il suggerimento per Fiazza, e allora gioco facile Rocca, che riesce a recuperare. Cinquini deve provare a girarsi, è costretto a indietreggiare e a tornare da Barbieri, che deve uscire però entro 5 secondi dalla propria metà della pista. De Nite prova ad andare via. De Nite, gran giocata, la respinta di Dimone, poi non riesce. Ultima conclusione a De Nite. Acrobazia anche del direttore di gara per evitare la palla. E poi Fiazza indietro, un tocco Cirino Diaz. Fiazza, ancora Cirino. Fiazza, 17 secondi per Seregno per chiudere. Poi il palo colto da Giordano, palla che rimane ancora in possesso di Seregno. 8 secondi per chiudere. Ancora il tentativo, palla che rimane in pista. Barbieri, lo scambio con De Nite alla ricerca del compagno. Barbieri prova ad andare via, in mezzo c'è Busani. La palla rimane lì con Dimone che aveva respinto. Allora Seregno che ribalta il fronte. Qui Giordano cerca l'imbucata per Febbo, che non gli riesce. Allora Barbieri attacca con 37 secondi a propria disposizione. Scandiano, Busani all'indietro per Barbieri. Rocca per De Nite, cerca l'imbucata per Busani, qui sbaglia, e allora Febbo a gioco facile, può provare a uscire, rischia di perdere palla in un primo momento. Poteva servire Fiazza al centro per Giordano, anticipato, palla che rimane lì. Fiazza alla respinta col pattino da parte di Barbieri. De Nite lotta in mezzo a due, va via, poi prova a servire Busani, palla che rimane lì, allontana Dimone, e palla che torna nella disponibilità di Rocca. Busani, ancora Busani, prova ad andare via, conclude, respinta Febbo. Poi a gestire c'è Cirino Diaz. Fiazza entra intanto Tremolada, esce Cirino Diaz, riceve proprio adesso Marco Tremolada e va fuori. Ha chiamato time out Seregno, e allora con 18 e 11 da giocare sul cronometro in questa ripresa, 3-2 in favore di Scandiano, e Seregno che ha chiamato il primo time out della sua seconda frazione, ancora molto lunga. Ancora lunga, lunghissima la gara, mentre dall'altro lato il derby tra Amatori Modena e Correggio, sempre 1-1 qualche istante fa.
Allora si ripartirà con possesso in favore della roller hockey. 18-11 da giocare in questa seconda frazione. Rocca. Dietro per Busani, uno dei due al referto, Riccardo Busani, anzi Nicolò Busani, perdono. Riccardo che è l'altro Busani a disposizione di coach Cupisti. Barbieri per Rocca. 15 secondi per chiudere l'azione per Scandiano. Busani va giù, fallo. Quinto fallo commesso da Seregno. E allora potrà rimettere in gioco Scandiano. Barbieri conclude perché mancano 5 secondi. La va a recuperare Tremolada, che la lascia però lì e neutralizza il cronometro per Scandiano. Rocca si ferma, prova a girarsi. Adesso Scandiano ha ancora 35 secondi per giocare, ma c'è il fischio. Del direttore di gara. Che ha fischiato in realtà. Quello che non avevamo potuto vedere con l'ausilio del cronometro, non c'era stato il tocco di Tremolada e quindi non ha neutralizzato il cronometro di gioco per Scandiano. Ha tenuto il conto ovviamente il direttore di gara, e era scaduto il tempo in favore della roller hockey e quindi può ripartire Seregno con Febbo. Giordano prova ad andare via Ganassi, poi c'è un fallo commesso da Ganassi, già rimessa in gioco la palla da Seregno con Tremolada verso Febbo. Fiazza, Seregno che prova ad girare la retroguardia scandianese al centro per Tremolada che non riesce a deviare, poi la palla che rimane lì, Tremolada che non controlla. 7 secondi per Seregno. Giordano conclude, respinta ancora 2 secondi e la lascia lì Tremolada perché altrimenti sarebbe arrivata la sirena a fermare l'azione di Seregno, che non era riuscita a concludere verso la porta difesa da Vecchi. Ganassi a ricevere. C'è però cambio possesso, intanto Seregno è già ripartito con Tremolada che perde palla. Rocca verso Barbieri, respinta di Dimone. Qui Barbieri ha evitato una rete, ha rischiato di trovare la quarta rete, mancandola clamorosamente. Intanto Giordano per Fiazza che conclude la respinta, gran respinta qui di Vecchi, sempre molto attento l'estremo difensore della roller hockey. Cambio intanto per Scandiano, dentro Cinquini, fuori Barbieri. Rocca, cercare Busani. Cinquini, Busani, Rocca, Cinquini. 14 secondi per chiudere questa azione per Scandiano. Va giù Cinquini. Possesso passa a Seregno in questo caso. Probabilmente un tocco di mano di Cinquini. La conclusione e la pareggia Febbo. 3-3. Gara che ha ancora tanto da dire quando mancano 15 minuti e 26 secondi sul cronometro. Seregno si è riportata sul risultato di parità. 3-3. Tutto da rifare per la roller hockey. Grande rimonta per Seregno che qui va subito vicino al quarto con Febbo fermato. Rimane lì la palla, Tremolada, Fiazza, adesso attacca di nuovo Seregno. 15 minuti e 7 da giocare in questa seconda frazione. Adesso l'inerzia
sembra sorridere un po' di più a Seregno, con Fiazza che aggira la porta difesa da Vecchi, torna indietro, qui perde una brutta palla Febbo su Cinquini che va ad aggirare la porta di Dimone alla ricerca di un compagno, ancora Cinquini, si ferma, poi va a servire Busani, l'imbucata per Cinquini che non riesce a deviare e allora Febbo a ribaltare il fronte molto velocemente per Seregno, l'intervento di Ganassi a ripulire, Rocca a gestire Busani, Rocca verso Ganassi, 26 secondi sul cronometro per attaccare per Scandiano, Cinquini. Busani conclude con il braccio di Mone, sta in zona d'attacco Scandiano, adesso sì che si è neutralizzato il cronometro per la conclusione ovviamente di Ganassi. Roca evita un avversario, poi qui c'era forse un primo contatto falloso, ancora Roca in mezzo a due, va giù Febbo, non c'è nulla perché Roca involontariamente ha travolto Febbo, si è fatto forse anche male il numero 9 di Scandiano. Ci si ferma un attimo, 13:37 sul cronometro di gioco in questa seconda frazione, 3-3 tra Scandiano e Seregno. Ricordiamo che a un certo punto Scandiano si era trovata avanti 3-1, tanto Roca che è praticamente davanti alla panchina di Seregno, soccorso tra virgolette dalla panchina di Seregno dopo il contatto gli ha provocato evidentemente un po' di dolore. E allora si riparte con Scandiano con il possesso, 13:30 da giocare, vicini alla metà della seconda frazione. Cinquini, Rocca conclude, palla che rimane in pista ma il tocco di Dimone è stato determinante per dire di no al numero 9 di Scandiano. Cirino Diaz verso Tremolada, Febbo, Tremolada, Fiazza, ancora a scambiare, Febbo interviene con un grande intervento qui, Roca che va a rubare palla a Seregno, attacca Scandiano proprio con Roca, palla che rimane lì e ha segnato Niccolò Busani che si inginocchia a festeggiare quella che è la sua quarta rete di questa stagione, quasi ad invocare un po' gli dei Niccolò Busani. 4-3 e quindi Scandiano torna in vantaggio quando di minuti da giocare ne mancano poco più di 13 in questa seconda frazione. È stata brava qui la Roller Hockey a non disunirsi e riuscire a trovare di nuovo il vantaggio. Adesso il time out ovviamente chiamato da Scandiano. Andiamo anche a vedere tra un attimo quello che è il risultato al momento che sta maturando a Montale, dove la Simbolo Amatori Modena sta sfidando Correggio, 2-2, che è diventato qualche istante fa un 3-2 in favore della Simbolo Amatori, che quindi al momento conduce su Correggio, ed è un risultato che comunque alla Roller Hockey
potrebbe non dispiacere. Intanto attacca Seregno con Fiazza, la conclusione non inquadra lo specchio. Possesso verrà rimesso in gioco da Scandiano, con la sponda De Nite verso Ganassi, poi Cinquini per De Nite, ancora Cinquini a gestire. De Nite, anzi Ganassi, chiuso da Tremolada, prova a girarsi, Ganassi mezzo a 3, va a servire Busani, autore del 4-3. De Nite, Busani, ancora verso De Nite, verso Cinquini, con la conclusione deviata, resta ancora in possesso Scandiano che ha neutralizzato il cronometro però con la prima conclusione. De Nite prova a liberarsi, resta lì Cinquini, la respinta di Dimone, attacca ancora Scandiano. Busani prova a evitare un avversario, poi va da De Nite. 20 secondi per concludere l'azione per Scandiano, che attacca con Cinquini. De Nite prova la conclusione, quasi un suggerimento per Ganassi, poi prova a uscire Seregno ma ha recuperato Ganassi, e altrettanto bravo Cirino Diaz a uscirne. Fiazza dall'altro lato respinge Vecchi e poi Cinquini a perfezionare. Adesso si ribalta velocemente il fronte con De Nite in mezzo per Ganassi che liscia e poi commette fallo. Qui non una gran giocata quella di Ganassi, che ha mancato palla trovandosi liberissimo davanti alla porta difesa da Dimone, poi commesso fallo. Ottavo fallo per Scandiano, 5 quelli commessi da Seregno. Vediamo che al 10° fallo commesso sarà un tiro diretto per la formazione ospite. Fiazza verso Tremolada. Alberio verso Fiazza, adesso pensa alla conclusione, fermato da Cinquini, poi è bravo Fiazza però con il bastone a intromettersi a recuperare il possesso. Alberio prova ad aggirare la porta di Vecchi, poi Cinquini in qualche modo va a recuperare, prova a uscirne la roller hockey con Cinquini che va dall'altro lato. Cinquini, la respinta di Dimone, poi prova a intromettersi Ganassi che recupera una gran palla ma c'è un'infrazione, possesso che dovrebbe rimanere a Scandiano con 40 secondi da giocare. De Nite prova a liberarsi per la conclusione verso Cinquini che la tiene lì, la chiama Busani verso De Nite però che conclude, rimane lì Dimone, la palla ancora respinta dal numero 10 estremo difensore di Seregno che adesso può uscire. 10 minuti, superiamo anche questo traguardo in questa seconda frazione. 9:56 da giocare, nono fallo per Scandiano che deve stare attenta. Tremolada, anzi Ganassi va a recuperare un primo momento, poi la perde. Ancora Tremolada inseguito da Cinquini, chiuso da De Nite che qui ruba una gran palla, e allora è proprio Davide De Nite a portare palla dall'altro lato della pista dietro la porta di Dimone, prova ad aggirarla De Nite che qui non va lontanissimo dallo specchio. 26 secondi ancora per Scandiano che qui però perde il possesso e allora può andare via con Cirino Diaz verso Fiazza. La formazione ospite Seregno fermata qui da un grande intervento di Busani, altrettanto bravo Alberio a rubare palla a Busani e a permettere a Seregno di ripartire, con Vecchi che respinge e cambio di gioco. De Nite si arrabbia un po'. Ganassi verso Busani,
in mezzo per Ganassi, che però non riesce a concludere. C'è infrazione e quindi torna in possesso Seregno, che riparte per Scandiano contro Seregno. Alberio la lascia lì per Tessarolo, poi Fiazza, Cirino Diaz, prova ad andare via Cirino Diaz, la mette in mezzo e qui Cinquini a recuperare in mezzo a 4. Cinquini deve fermarsi, evita Alberio. Cinquini si stava liberando per la conclusione, poi ha cercato Ganassi con un assist forse un po' troppo altruista qui Cinquini. Fiazza dall'altro lato verso Alberio, grande respinta di Vecchi. Scandiano si può distendere dall'altro lato con Busani, la respinta di Dimone, ancora a lottare. Poi Ganassi sporca il possesso a Seregno che non riesce a uscire e Busani va all'indietro dai Cinquini. 7:29 sul cronometro, 4-3. Scandiano attacca, qui rischia Deinite. Ganassi va giù e perde anche il possesso contro Tessarolo. Cirino Diaz attacca, prova la conclusione, bravo Deinite qui a murarlo. Cinquini si ferma, tallonato da Tessarolo, poi la alza, va all'indietro per Busani verso Barbieri che è rientrato. Deinite evita un avversario, ne evita 2, ne evita 3, ma va all'indietro da Nicolò Busani, che adesso può pensare alla conclusione. Cinquini aveva quasi disturbato Dimone, ma è stato bravo il numero 10 a respingere. Poi dall'altro lato Tessarolo fermato da Vecchi. Riparte il cronometro per Seregno. Alberio all'indietro per Cirino Diaz, attacca con Cirino Diaz, conclusione che non inquadra lo specchio. Tessarolo, scambio con il numero 4, si intromette Barbieri, resta lì la palla e poi la va a recuperare Cinquini, che può rilanciare il contropiede di Scandiano. Cinquini pensa alla conclusione, poi si ferma. 37 secondi sul cronometro per attaccare per Scandiano. Barbieri prova ad andare via, Barbieri scombinare un po' le carte in tavola della difesa ospite, poi Busani tenta una conclusione, ma palla recuperata da Tessarolo per Cirino Diaz. Si libera per la conclusione Cinquini a respingere, Fiazza all'indietro per Tessarolo. Cirino Diaz conclude, respinge Deinite, adesso Busani potrebbe, non riesce andare a recuperare palla, ma Dimone a gioco facile e va a servire Alberio. Chiamato time out intanto da Scandiano alla prossima interruzione. Deinite verso Busani e solo Busani. Busani, la respinta di Dimone, qui se l'è divorato Nicolò Busani e allora può rilanciare la propria azione Seregno. Tessarolo si ferma, ragiona verso Alberio per Fiazza, conclude Fiazza, la respinta di Vecchi, ancora a lottare Alberio. Busani, Cirino Diaz, c'è infrazione e c'è anche il time out per Scandiano e quindi ci si ferma ancora una volta quando mancano poco più di 5 minuti al termine. Secondo time out per coach Cupisti, con Scandiano che conduce 4-3 ai danni di Seregno. A Modena intanto, tra Modena e Correggio, è ancora 3-2 in favore della Simbolo Amatori, che è alla ricerca della prima vittoria del proprio campionato. Simbolo Amatori che ha avuto, lo ricordiamo, una partenza complicata dopo aver conquistato l'accesso alle Final Four di Coppa. Non ha ancora però trovato, quando siamo alla sesta giornata, il successo. Anche affrontato qualche giornata fa, 2 giornate fa, la Roller Scandiano 8-4. E invece nell'ultima giornata contro Seregno, proprio contro l'altra compagine impegnata qui questo oggi a Palaregnani, 1-1 per la Simbolo Amatori, quindi squadra che conoscono bene sia la Roller Hockey che Seregno. E invece Correggio, prossimo avversario della Seregno Hockey, che quindi tornerà in provincia di Reggio per andare ad affrontare la BDL Minimotor Correggio. Tanto Busani prova a liberarsi, la conclusione ad un passo dal 5-3.
Scandiano. 4:52 da giocare, è ancora lunghissima. Con Scandiano che tra l'altro è a 9 falli, carica di falli la formazione padrona di casa. Prossimo commesso, potrebbe alla conclusione diretta per Seregno, che adesso attacca. Alberio prova a girarsi, a concludere Vecchi con un altro grande intervento, poi va giù Alberio, qui rischia il fallo Busani. Fiazza prova a liberarsi per la conclusione, spinge Vecchi e guadagna gli applausi dalla tribuna del Palaregnani. Sarà Seregno a rimettere in gioco la palla. Tessarolo, che funge quasi da regista, prova a cercare Fiazza, non riesce. Alberio, 32 secondi per attaccare per Seregno. Fiazza si gira, Cirino Diaz non controlla, e allora Busani, cercare di sponda dei Nite, la va a riprendere il numero 7 che può girare, la porta difesa da Dimone, tenta l'ennesima conclusione immediata, ravvicinata, non inquadrando però lo specchio. 3:47 da giocare, attacca Seregno con Alberio che non riesce a concludere, va giù Barbieri, fallo commesso e cartellino blu per Cirino Diaz, quindi resta in con un uomo in meno Seregno, 2 minuti fuori. Ci sarà tiro diretto per Scandiano con De Nite che dovrebbe incaricarsi della battuta. Ricordiamo che qualora dovesse segnare, allora Seregno recupererà la parità numerica. Intanto è con 4 effettivi sulla pista la formazione ospite. De Nite contro Dimone. Alla ricerca della seconda marcatura di giornata Davide De Nite. De Nite non segna, poi conclude. Grande respinta di Dimone qui, che ha praticamente stoppato a un passo dal 5-3 Scandiano. Barbieri attacca in superiorità numerica Scandiano, ricordiamo, per 2 minuti. Barbieri, Rocca, De Nite, Rocca, De Nite ancora, Busani verso De Nite, c'è un po' di spazio per provare la conclusione, ma si torna da Busani, adesso gioca anche col cronometro Scandiano. De Nite conclude, forse non nel miglior momento, poi Rocca rimane lì sulla respinta di Dimone, forse non nel miglior momento, ha tentato la conclusione Davide De Nite e intanto possesso Seregno. L'ultimo tocco essere stato del direttore di gara a interrompere l'azione dei Lombardi e quindi rimette in gioco Seregno con Tessarolo. 2:55 da giocare, 10 secondi scaduti e possesso che passa a Scandiano. Rocca a rimettere in gioco Barbieri, Busani ancora verso Barbieri, lo scambio con Busani, Barbieri, De Nite, ancora resta lì la palla, poi Barbieri non inquadra lo specchio, ma resta in zona d'attacco Scandiano con 29 secondi per chiudere la propria azione offensiva. Poi De Nite, la respinta, e allora sì che stavolta si neutralizza il cronometro. Tessarolo a togliere un po' le castagne dal fuoco, poi la perde. Busani ha spazio, non inquadra lo specchio. De Nite ancora resta in zona d'attacco Scandiano con Rocca, adesso ha
anche la possibilità di giocare col cronometro Scandiano. Barbieri al centro per Busani, 30 secondi sul cronometro per Scandiano, 2:10. A breve dovrebbe ristabilirsi la parità numerica con Roca che mette per Busani, non riesce a concludere, poi c'è infrazione. Possesso che resta in favore anzi no, dovrebbe esserci una palla a 2. 2 minuti e 3 secondi da giocare. Si aspetta perché Dimone possa risistemarsi. Tocca in qualche modo Dimone. Ancora Scandiano in attacco, la conclusione respinta di Dimone. Prova ad attaccare Seregno in inferiorità numerica con Tessarolo che va a fermarsi, poi recupera con Busani. Scandiano che può ribaltare, intanto ristabilita la parità numerica. Deinite tallonato subito da Cirino Diaz che è rientrato sulla pista. Adesso 1 minuto e mezzo da questo momento da giocare per decidersi e per decidere chi vincerà tra Scandiano e Seregno. 4-3 per Scandiano. Intanto l'imbucata verso Deinite fermato da Alberio, poi attacca con Tessarolo Seregno. Tessarolo non inquadra lo specchio. Ancora Seregno in possesso. Alberio aggira un avversario, poi si ferma. 25 secondi sul cronometro mentre entriamo nell'ultimo minuto. Alberio si libera per la conclusione, interviene Deinite che va anche a conquistarsi un gran fallo. 56 secondi alla sirena finale, 45 a disposizione di Scandiano che dovrà provare a giocare anche un pochino col cronometro. Rocca, adesso ovviamente Seregno deve cercare di essere aggressiva per recuperare il possesso. Busani va via, Busani, la respinta di Dimone. Qui aveva tentato la via della rete Busani, poi una conclusione respinta e Roca si avventa sulla palla, si lotta. Roca in mezzo a 2, c'è il fischio, possesso Seregno. Si va con il quinto giocatore di movimento per Seregno. È entrato anche Tremolada, è uscito Dimone, adesso Seregno non ha più nulla da difendere. 31 secondi e 10 e 1 decimo da giocare con la formazione ospite che ha il possesso della palla. Alberio sul punto di battuta verso Cirino Diaz. Tessarolo fermato, poi Fiazza conclude. Adesso la caccia della palla Cirino Diaz, porta ovviamente sguarnita per Seregno che però cerca di pareggiare. Mancano 14 secondi, la respinta di Vecchi, ancora l'inseguimento della palla Cirino Diaz, deve velocizzare, mancano 7 secondi e deve risalire tutto il campo Seregno. Cirino Diaz conclude, palla che resta lì, Barbieri allontana e finisce qui. Scandiano batte anche Seregno e trova la quinta vittoria stagionale, 4-3 in favore della Roller Hockey che batte Seregno, sale a quota 16 punti, mantiene la vetta della classifica del girone A ed è festa al Palaregnani perché Scandiano ha conquistato la sua quinta vittoria in 6 gare. Andiamo a fare, prima di salutarci ovviamente, un breve recap di quello che è successo nel match odierno. Roller Hockey che è andata in vantaggio subito con Barbieri per l'1-0 nella prima frazione, 1-1 siglato da Fiazza, poi Deinite a chiudere sul 2-1 per i padroni di casa la prima frazione. Subito in avvio di ripresa è arrivato il 3-1 siglato da Cinquini, poi brava la formazione di Seregno a rimontare e a pareggiare con Cirino Diaz e Febbo fino al 3-3 e poi il 4-3 siglato da Niccolo Busani che ha regalato i 3 punti alla Roller Hockey Scandiano che alla prossima andrà ad affrontare con un'altra gara abbastanza complicata la Veneta Lab Breganze al Palaferrarini di Breganze. Si gioca domenica 18 febbraio alle 18
e invece Seregno tornerà in terra emiliana proprio domenica prossima alle 18 ad Pala Pietri di Correggio per affrontare la BDL Minimotor Correggio. E allora dal Pala Regnani di Scandiano può essere davvero tutto, dal vostro Salvo Fratello un saluto. Scandiano batte 4-3 Seregno, rimanete ovviamente sintonizzati sul canale YouTube della Hockey Federazione Italiana Sport Rotellistici per vivere le emozioni del campionato di Serie A2. Ciao!